Buonasera a tutti, benvenuti, buonasera anche ai telespettatori che ci seguono dalla Tenda TV. A voi tutti porgo il benvenuto da parte di Ceneda Insieme e il Coro Col di Lana che hanno organizzato questo momento di ricordo di un amico quale era Mario Longo. Li ringrazio anche di avermi coinvolto in questa serata per accompagnarvi in questo momento. Presentare mi sembra un termine esagerato, anche per l'affetto che mi legava a Mario, come penso tutti voi. Vi confesso anche che sono un po' in imbarazzo, nel senso che l'ho conosciuto una quarantina d'anni fa, però per rispetto non gli ho mai dato del tu, quindi mi suona un po' strano dirgli ciao Mario, che è il bel titolo che hanno scelto per questa serata, ma insomma mi perdonerà di sicuro con quel suo sorriso che l'ha sempre contraddistinto. Prima di cominciare avevo piacere anche di ringraziare la famiglia di Mario, tutta, ma rappresentata in particolare qui dalla moglie, la signora Enrica, e dai figli Cristiana e Marco. Penso che un applauso ci possa anche stare. E nel frattempo invito Cristiana a raggiungermi qua. Allora, approfitto della tua presenza, Cristiana, tieni pure. Così dobbiamo metterci qui dietro questo filo qua, ecco. Approfitto così dico due parole di biografia, così se sbaglio mi correggi. Allora, Mario è nato nel 1938 a Peio in Trentino, anche se suo papà, va detto, era originario di Sarmede. Per lavoro poi si è trasferito nel Lazio, a Latina, dove a 25 anni ha fondato il sindacato elettrici della CISL. A 30 anni è diventato segretario a Roma di questo sindacato, poi negli anni è arrivato a Vittorio Veneto, era il 1978. Anche qui subito si è dato da fare in vari ambiti, ovviamente nel suo lavoro, lavorava all'Enel, e per la verità è stato un periodo a lavorare anche a Belluno, ma insomma è sempre abitato qui a Ceneda. Ha lavorato nel sindacato, come dicevo, è stato anche vicepresidente della cooperativa edilizia della FLAI CISL, che negli anni 80 ha edificato 80 alloggi tra Vittorio e Cappella. Poi è stato impegnato in politica, è stato segretario della Democrazia Cristiana, è stato consigliere comunale dall'85 al 90, assessore dal 90 al 95, poi una volta andato in pensione si è dedicato alla sua Ceneda, sua d'adozione, nel senso che è sempre abitato a Ceneda, chiamato da Tito Antoniazzi a collaborare con Insieme per Ceneda, è diventato un simbolo assolutamente il simbolo di quell'associazione, ma anche un simbolo di questo quartiere. Ed ora questa bella serata nella sua piazza, Cristiana. Grazie. Allora, buonasera a voi tutti. Io sono qui a nome della... Non si sente? Sì, meglio? Sì. Allora, buonasera a voi tutti. Sono qui a nome della famiglia Longo a ringraziare tutti coloro che hanno voluto e organizzato questa serata a nome di mio papà, Mario Longo, e quindi Ceneda Insieme, nella persona del suo presidente Mauro Posocco, il Coro Alpino Col di Lana, nella persona del suo vicepresidente Marco Carraro, Sabrina Carraro e Alessandro Toffoli. Credo che mio papà sarebbe stato molto orgoglioso di questa serata. E di mio papà posso dire solo poche semplici parole. È stato un marito sempre presente, anche se è sempre stato molto impegnato nella sua vita, e ha seguito mia mamma e l'ha curata con sollecitudine. Mia mamma Enrica è stato un grande papà e soprattutto un formidabile nonno per Davide, per i suoi amatissimi nipoti Davide, Aurora, Giulia e Matteo. Scusate. Prego. E oltre ad essere stato il nostro faro, è stato un punto di riferimento per la famiglia di origine. Io dico sempre che le persone amate a un certo punto ci lasciano e noi dobbiamo lasciarle andare, non possiamo fare altro che lasciarle andare. E l'unica cosa è che dobbiamo ricordare a noi stessi che grande o piccolo che sia, ci hanno lasciato un ricordo, una memoria importante che non dovrà essere persa. Quindi vi auguro a tutti un buon ascolto e un buon ascolto anche a te, papà.
e sei sempre nei nostri cuori. Grazie Cristiana, grazie mille. Grazie anche per aver vinto l'emozione. E volevo anche chiedere a Sua Eccellenza il Vescovo, Monsignor Corrado Pizziolo, che ci ha raggiunti, se voleva anche lui dare un saluto a noi tutti e ovviamente anche a Mario che ha conosciuto quando è arrivato a Vittorio. Grazie Eccellenza. Buonasera a tutti cari presenti. Vedo con piacere che la memoria di Mario ha risvegliato una bella partecipazione, che vuol dire che era una persona stimata, apprezzata e amata. Io non l'ho conosciuto profondamente, l'ho incontrato molte volte qui proprio sotto questo gran porticato, sia nei momenti che a Natale veniva fatto dopo la messa di mezzanotte un momento di brindisi o in altre occasioni in cui lui era animatore e ispiratore. Ho sempre avuto l'impressione di un signore gentile, rispettoso, pieno di brio, ecco, una bella persona, per cui quando mi è arrivato l'invito ho detto non posso assolutamente mancare e quindi sono qui anche con voi per tributare questo omaggio alla memoria del nostro caro Mario. Grazie. Grazie Eccellenza. Ed ora cominciamo con i canti. Invito a raggiungere la loggia il coro Col di Lana diretto da Sabrina Carraro che canterà 5 canzoni, ma saranno intramezzate come avete capito da testimonianze. Le prime 3 canzoni saranno che interpreteranno saranno Seris da Stat, La bella giardiniera e Il corredo dell'Alpin.
Allora, prima dicevo che Mario è diventato un simbolo della sua associazione e anche un riferimento per Ceneda e il suo quartiere, ma c'è anche chi era già un riferimento prima dell'arrivo di Mario a Vittorio Veneto e che lo è ancora, ed è Francesca Meneghin, che chiedo di raggiungermi qui su. Allora, grazie, se qualcuno le dà una mano. Per Francesca il rapporto con Mario Longo è stato nel sindacato, nella politica e per Ceneda, da quando è arrivato nella sua Ceneda. Eccoci qua, le tengo io il microfono. Grazie. Sì, pochissimi minuti. Come ho conosciuto Mario Longo? Stavo intervenendo al congresso nazionale della DC anno 1976. Stavo parlando della donna, degli impegni della donna, famiglia e lavoro, e vedo in fondo un uomo che applaude. Poi ci siamo sentiti. Viene trasferito dall'Enel di Roma, allora, in quel di Vittorio Veneto. Provate a pensare cosa io ho provato. Stessa sede, stessi personaggi, stessi impegni. Poi direi che quando hanno capito che era un personaggio di fida, proprio da fidarci tutti, la DC di Vittorio lo nominò segretario del partito, quindi un mio maestro. Poi, proprio perché bravo, ha coperto il posto di assessore, caso vuole, al personale, ad un dirigente sindacale. 1994 Mario va in pensione,
Ma comincia un altro lavoro che toccherà ad altri parlarne. Il volontariato. Allora io di là con la pesca, lui di qua con Insieme per Ceneda, è stata anche dal titolo, è stato un aiuto per tutti. Caro Mario, io ho poco da aggiungere. Assieme a tutti i miei amici politici e sindacali, io ti metterò assieme. Nel mio pensiero e nel mio cuore ci sarai per sempre. Grazie. Grazie Francesca. Se qualcuno, ecco, adesso l'aiutano. Grazie a Francesca. Ricordo a chi non lo dovesse sapere che su Francesca è stato scritto un libro che verrà presentato il 9 di ottobre, un libro appunto dedicato a lei dal titolo La ragazza della bandiera. Bene, andiamo avanti comunque con i canti, sempre col colloquio di Lana, ancora 2 canti, Beni alla storia e resterà la luce.
Grazie al Coro Coldilana. L'attività di Insieme per Ceneda è molto legata al calendario liturgico, Sant'Iziano, l'Assunta, l'Immacolata, Natale, lo ricordava anche il Vescovo, per cui il rapporto di Mario e della sua associazione con la parrocchia è sempre stato a doppia mandata, diciamo così. Per cui ho il piacere di invitare Don Graziano De Nardo, il parroco, anche lui per un saluto. Don Graziano è arrivato a Ceneda nel 2018, quindi diciamo, compreso il Covid, non c'è stato molto tempo per collaborare, però Mario l'ha conosciuto e di sicuro vuole ricordarlo. Avevamo piacere di avere con noi anche Don Fabrizio Casagrande, che non ho visto se è riuscito ad arrivare. Sapete che da qualche giorno è parroco a Gaiarine, quindi non si sapeva se riusciva ad arrivare. Se non l'ho visto gli chiedo di raggiungerci e se no lo salutiamo. Don Graziano. Una parola giustamente per dire la gratitudine e la stima da parte della comunità parrocchiale nei confronti di Mario e di quanto ha fatto per Ceneda e anche per la comunità. Io ho ricordi recenti di lui da quando venni qui a Vittorio Veneto 3 anni fa e lo ricordo venire talora da me in ufficio, entrare, sedersi, il volto caratterizzato dai capelli bianchi, il suo bel sorriso, e ciò che mi ha sempre trasmesso subito un senso profondo di amicizia, soltanto vederlo, un senso sincero e semplice di affabilità e di amicizia. E poi il parlare di questioncelle concrete che si ponevano per una occasione o per l'altra da prevedere, da animare, e la sua capacità di trovare soluzioni opportune. Ricordo che c'era una questione, gliel'ho posta, ci penso, il giorno dopo mi ha telefonato e mi ha detto: ci ho pensato stanotte, io farei così. La capacità di trasmettere sicurezza, ma è una sicurezza che viene da una saggezza, da una capacità, sapienza pratica. Ecco, ricordo questi tratti davvero belli. Insieme per Ceneda, mi colpisce quel insieme, mi ha sempre trasmesso l'impressione che sia stato l'uomo dell'insieme, capace di mettere insieme, non solo, ma anche di avere una visione di insieme. Non è poco, la lunga esperienza che ha fatto l'ha abilitato a questa capacità di avere una visione su cui coinvolgere gli altri, di quanto ce n'è bisogno in questo tempo. E un ultimo pensiero mi viene ricordando l'ultimo periodo, quando l'affliggeva la malattia e non era in condizioni più precarie. Il ricordo della presenza accanto a lui di Enrica, la sua sposa. M'ha colpito il cogliere l'amore profondo che c'è stato tra queste due persone durato 60 anni e più. Credo che dietro a Mario ci sia stato davvero Enrica, anche lei, con tutta la sua famiglia. Ecco, grazie di questo. Grazie a lei, grazie a lei. Don Graziano. Andiamo avanti con i canti, invitiamo un nuovo coro a raggiungere la loggia, il coro Insieme Vocale Città di Conegliano. Coro diretto da Laura Fabbro. L'applauso si allunga perché sono molti. I primi 3 canti che proporrà sono What a Wonderful World, You Raise Me Up e Il est bene bon.
Abbiamo detto prima, ripercorrendo in brevissimo la vita di Mario, che è stato un uomo delle istituzioni, nel senso che è stato consigliere comunale e anche assessore, per cui abbiamo piacere di ospitare qui anche un rappresentante delle istituzioni, in particolare della Giunta di Vittorio Veneto, l'assessore Antonella Caldart. Allora, Antonella, ti darò del tu perché ce lo diamo da circa 40 anni. Come con Mario. Abbiamo conosciuto Mario che eravamo ragazzi quando i nostri papà si occupavano di politica, poi tu l'hai incrociato anche tu in politica e non solo, giusto? Esatto. Innanzitutto lasciatemi ringraziare per l'organizzazione di questa serata, sia Ceneda Insieme che il Coro Col di Lana, perché e lo faccio a nome anche dell'amministrazione comunale, perché Mario purtroppo è mancato in un momento in cui non è stato possibile salutarlo come avremmo voluto, quindi questa serata ci permette di lasciarlo andare con, diciamo, maggior serenità, se così è possibile. È vero, io ho conosciuto Mario quando qui in questa piazza lui organizzava i mercatini dell'artigianato, io ero già allora assessore. E un'espressione io associo a Mario Longo. Eravamo sempre qui, lui mi incontrava e mi diceva: che gioia, Antonella. Usava sempre questa espressione, che gioia. Io lo guardavo e dicevo: ma quest'uomo anziano che è dall'alba che qui fuori al freddo organizza i banchetti, mette in ordine le cose, come può essere così pieno di gioia, così gioioso? Ma poi lo capivi da cosa derivava la sua gioia. Non era tanto nel vedere il numero di espositori, non era nemmeno nel vedere quante persone partecipavano e presenziavano all'esposizione. Era nel vedere come le persone presenti in questa piazza riuscivano, si parlavano, si riunivano, c'erano capannelli di persone che chiacchieravano, che si salutavano. Ecco, io da cenedese doc, perché qui sono nata, rivivevo in quei momenti l'essere parte di una comunità. Vedete, io sono nata qui in via Spallanzani, alla mattina facevo via Malanotti con i miei compagni di giochi, attraversavamo la piazza, quando nei giorni migliori ci fermavamo lì da Marietto in cartoleria a comprare i pennini e poi andavamo alla scuola Foscolo. Ed era sentirci tutti uniti, era veramente un essere insieme, un essere cenedesi. Io sono figlia poi di un Sarlatan de Ceneda, quindi l'abbiamo veramente nel DNA. Ed era così anche quando poi le maestre, che erano tutte di Ceneda, al pomeriggio ci facevano catechismo qui e poi ci trovavamo la domenica, noi ragazze, all'adunata dopo la messa, dalle Suore Marie Bambine. Cioè noi ci sentivamo parte di una comunità. Ogni qualvolta io mi ritrovavo qui con Mario
e lui mi accoglieva con quel "che gioia Antonella", rivivevo quella stessa sensazione di gioia, di essere parte di una comunità, di appartenenza. Ed è questo ciò che Mario mi ha trasmesso come assessore, come parte di coloro che hanno l'onore di così organizzare la vita cittadina. Cioè lui me l'ha sempre fatto capire: cerca di creare comunità. Ed è una cosa che, soprattutto adesso che mi occupo di politiche sociali e di scuola, cerco di fare, cioè questo insegnamento di partire proprio dalle persone, di creare il senso di appartenenza è oggi più che mai impossibile, è oggi più che mai importante, ed è una cosa che veramente mi impegna e che mi porto nel cuore. Lo voglio ricordare anche per l'aiuto che mi ha dato poi, che ha dato a noi come per l'associazione di cui io sono volontaria, La Porta, che si occupa di minori. Sapete, la Piccola Resi, si conosce, no? Con la Piccola Resi. E c'è stato un inverno in particolare in cui eravamo un po' in difficoltà economica, volevamo far vivere ai nostri bambini che accogliamo nella comunità un Natale così spensierato, anche con qualche regalo, come è giusto che sia per tutti i bambini. E lui lo ha saputo, mi ha chiamata e mi ha detto: vieni in piazza, ti do un banchetto. Non mi ha dato un banchetto qualsiasi, poi l'ho capito, mi ha dato un banchetto lì nell'angolino giusto di fronte all'uscita della chiesa. E tutto il giorno le nostre palline di Natale che avevamo preparato sono rimaste lì in bella vista e abbiamo avuto un sacco di avventori. Anzi, lui continuava, eravamo 3 o 4 ragazze, insomma ragazze, donne, sempre ragazze dentro, e faceva freddo quel giorno pazzesco e lui veniva col tè, con la cioccolata, con 2 caramelle, sempre accompagnato da qualcuno che lo aiutava a portare i bicchieri. E così ci ha portato avventori, clienti tutta la giornata, tanto che alla fine le palline le abbiamo vendute e anche abbiamo avuto un paio di volontari che poi si sono avvicinati alla comunità. Anche in quell'occasione so che dietro, anzi a fianco a lui, c'era la signora Enrica, perché poi mi ha detto: con mia moglie vogliamo essere vicini all'associazione. Quindi, come sempre, a fianco a un grande uomo c'è sempre una grande donna. Quindi io voglio lasciarvi veramente e lasciarlo andare con questo ricordo della sua gioia, che ancora rivedo negli occhi, perché è stata ed è contagiosa per me, come credo per tanti altri. E sappia, Mario, che questa gioia, questa sua voglia di vivere e di vivere la città, di vivere proprio la comunità, senza dubbio è un'eredità che mi ha lasciato, che probabilmente ha lasciato molti di noi, che non dimenticherò. Con questo io lo saluto. Grazie Mario, ciao Mario. Grazie Antonella, grazie per queste parole. Ancora l'insieme vocale Città di Conegliano con gli ultimi 2 brani, All Things Bright and Beautiful e I'm Gonna Sing. Beautiful, all creatures great and small.
Salutiamo e ringraziamo l'insieme vocale Città di Conegliano. Abbiamo detto di Mario che quando è arrivato a Vittorio Veneto si è impegnato subito nel sindacato e si è impegnato anche in politica. Abbiamo ricordato che è diventato segretario della Democrazia Cristiana. E in quegli anni il partito, la sede del partito si è riempita di giovani che con i quali lui aveva sempre un rapporto preferenziale, diciamo così, lo si è visto dopo anche in tutte le altre attività che ha fatto. Tra quei giovani lui ha fondato il movimento giovanile, ha fondato anche il movimento femminile. Tra quei giovani appunto che hanno cominciato a frequentare e a bazzicare la sede politica perché interessava seguire le questioni politiche o semplicemente per sentire parlare di cose della città, c'era anche uno che poi è diventato sindaco della città, Roberto Tonon, che invito a raggiungermi qui. Lo ringraziamo anche se è acciaccato, ci raggiunge e riuscirà a fare le scale anche se con calma. Allora, anche a te devo dare del tuo, Ecco, sì. Non pensare che ti dia del lei. Anche perché sono un po' più di 40 anni. Esatto. Abbiamo vissuto anche quegli anni con Mario e con quel suo entusiasmo nel coinvolgere i giovani in politica. E non erano anni qualsiasi, no? No, non erano anni qualsiasi, erano gli anni che fecero scalpore in Italia, perché oltre a Palermo, dove c'era la famosa primavera di Palermo, solo a Vittorio Veneto nell'88, secondo caso in Italia, si costituì una giunta allora sì anomala, perché c'era la Democrazia Cristiana assieme al Partito Comunista Italiano. E Mario era segretario in quel momento dell'ADC. Tant'è vero che la cosa fu digerita, diciamo così, solo dopo un viaggio dell'allora segretario appunto Mario Longo assieme agli altri rappresentanti della Democrazia Cristiana vittoriese a Roma, convocati a Roma per poter avere il via libera. Un'esperienza che comunque ha caratterizzato la sua permanenza al segretariato, però comunque con questa attenzione per i giovani, no? Sì. Io lo ricordo, il suo ritratto che ho primo quando sono entrato in sede era la barba, il sigaro e il sorriso. La barba folta, il sigaro odoroso e il sorriso. Mi sono sempre chiesto di sto sigaro se l'avesse mai acceso, perché io l'ho visto tante volte anch'io col sigaro, ma era sempre spento, ma forse l'avrà anche acceso qualche volta. Qualche volta sì. E un sorriso che era bonario, accattivante, ma sempre molto accogliente. E credo che questa, fra l'altro, l'accoglienza che Mario aveva, la serenità che destava è stata ricordata anche da altri prima di me, e credo sia una sua caratteristica peculiare, quella che probabilmente è stata una spinta per poter fare bene, come ha fatto anche nel sindacato, sicuramente nel lavoro, ma anche nella sua veste di amministratore. Aveva il personale, come ha ricordato Francesca Meneghin prima, come referato, e ricordo la gioia quando veniva e diceva abbiamo chiuso anche questa trattativa. Era molto determinato, ma anche capace di ascoltare le opinioni degli altri. E anche questa era un'altra caratteristica che da giovani, nel movimento giovanile, gli abbiamo sempre riconosciuto. Ultima cosa, quando sei poi diventato sindaco, lui da presidente di Insieme per Cenda, che rapporto avete avuto? Aveva la stessa barba, lo stesso sigaro e lo stesso sorriso, la stessa capacità di accogliere, la stessa intelligenza nel chiedere, e la collaborazione, l'ho ricordato prima anche l'assessore Caldarta, è sempre stata molto proficua, tant'è vero che quando veniva a chiedere qualcosa o a comunicarmi qualcosa, la prima parola che mi diceva sempre è tutto per Ceneda. Effettivamente Ceneda era e sempre rimarrà nel suo cuore. Grazie, grazie anche a te Roberto. Piano giù per le scale. E accogliamo qui sotto la loggia il nuovo coro, è il coro Anna Bedeschi, diretto da Simonetta Mandi.
Bisogna allungare anche qui l'applauso perché sono tanti anche loro. I primi 3 canti che ci proporrà il coro Anna Bedeschi sono Aprite le porte, Quel che resta e Ortigara. Aprite le porte
Abbiamo capito dalle parole che hanno detto i testimoni che finora si sono alternati a questo microfono che Mario amava circondarsi di amici, ne aveva molti, e di qualcuno in particolare aveva grande stima e rispetto e ammirazione, direi quasi. Uno di questi era sicuramente Bruno Barel, che abbiamo qui tra noi stasera e che invito a raggiungermi. Tra l'altro l'avvocato Barel è stato anche per qualche anno compagno di giunta, se non ricordo male, di Mario, mentre era appunto assessore, lui al personale e tu Bruno all'urbanistica, se non ricordo male. Ciao Mario. Poteva mancare un seravallese d'OCG qui stasera a onorare Mario, perché Mario non appartiene a Ceneda. Mario appartiene a tutta la città e ha voluto bene a tutta la città. Io affiderei a 3 parole il ricordo di Mario e soprattutto l'insegnamento che lascia come memoria morale, come insegnamento morale. Primo, è una parola che sta nella Costituzione ma che molti di questi tempi si dimenticano. Perché l'articolo 2 della Costituzione non parla solo dei diritti, fin troppo menzionati. Nella seconda parte, collegata alla prima, parla della responsabilità. Ecco, Mario ha tradotto in pratica un valore costituzionale perché si è preso delle responsabilità. Se le è prese dentro il lavoro, trasformando il lavoro in un'esperienza sindacale di tutela del lavoro dei deboli. E lo ha fatto con grande entusiasmo, con grande apprezzamento generale, con ottimi risultati. Ma poi, fuori del lavoro, si è preso un'altra responsabilità, che è quella della politica con la P maiuscola, perché Mario si è occupato sia della politica, ha discusso di politica, ha avuto il coraggio di scegliere delle linee politiche. Non è stato ai margini, ha preso posizione e ha ragionato della politica con la P maiuscola che in quegli anni impegnava il Paese. E poi responsabilità nella vita amministrativa. Io me lo ricordo segretario della DC Vittoriese, aveva davanti a sé dei giganti che si chiamavano Mario Uliana, Aldo Toffoli, Bepi Bevilacqua e Francesca Meneghin, e me lo ricordo nella sua abilità di creare consenso dove c'era talvolta dissenso, e cioè quella fatica del compromesso alto che sta a indicare la capacità di cogliere il buono che c'è in tutti. Una interpretazione alta della vita politico-amministrativa che ha dato buoni frutti alla città
e che ha contribuito a creare un clima per il quale, mi fa piacere dirlo a voce alta, gli avversari politici sono diventati amici e lo sono rimasti per tutta la vita. Quella era l'interpretazione alta della politica di quegli anni. Seconda parola che si accompagna alla prima, sta anch'essa nella Costituzione, Mario l'ha praticata, è solidarietà. Un'altra parola che va poco di moda, che significa ed ha significato per Mario stare dalla parte dei deboli, avere attenzione ai bisogni soprattutto dei più deboli. Solidarietà attiva, fatta di pensiero e azione. E l'ultima parola è testimonianza. Mario ha dato testimonianza delle cose in cui credeva, che aveva ideali e li praticava, la coerenza. Ma li ha praticati nel grande e nel piccolo, raccogliendo le foglie di un parco, ha dato il segno della sua sensibilità e della sua generosità. In questo senso le sue virtù morali sono un patrimonio della città e restano alla città come un grande monito soprattutto per i giovani. Ciao Mario. Grazie Bruno. Grazie all'Avvocato Barel e ascoltiamo altri due brani del coro Anna Bedeschi, diretto da Simonetta Mandi, Finché la notte e Amici miei. Fa che raggiunga la porta
Grazie al coro Anna Bedeschi. Io devo anche chiedere scusa alla direttrice che ho pronunciato male il suo cognome, ho tralasciato una S, è Simonetta Mandis, mi perdonerà spero. E volevo chiamare qua sul palco Giovanni Napol, lo chiamo subito a bruciapelo così perché non so dov'è, ha cantato qui prima col coro col Dilana. E il motivo è semplice perché tra le tante iniziative organizzate da Mario, una per la quale la sua associazione era famosa e anche la nostra città era vista anche in televisione un po' dappertutto, era Andar per Righe. E un classico di questa iniziativa era la sfida tra sindaci della zona, in particolare memorabile è la sfida tra Vittorio Conegliano, e Giovanni ha avuto il piacere per un paio di volte di... Buonasera a tutti. Una delle attività che aveva portato avanti con successo Mario è stata quella di recuperare la tradizione delle righee che io ho vissuto come tanti altri della mia età nell'infanzia. E ho scoperto dopo tanti anni che il gioco delle righee è come andare in bicicletta, una volta imparato non si dimentica più. E quindi nell'occasione di due di sfide, come dire, molto accese fra Vittorio Veneto e Conegliano, gli ultimi 2 mandati del sindaco Zambon, le 2 sfide le abbiamo vinte in maniera molto netta, utilizzando le tecniche imparate nell'infanzia con 2 pirouette, come si diceva, no? E quindi Pirouin famoso. Pirouin abbiamo vinto sia in piazza, come si chiama, quella di Conegliano? Piazza Cima. Piazza Cima, che poi a Cozzuolo, quindi abbiamo vinto in trasferta e anche in casa, quindi vittoria ineccepibile. 2-0 e basta. E tutti contenti, anche Mario contento. Mario non è felicissimo. sempre andata bene così. Però dai, questa volta è le andata ultime bene. 2 le abbiamo vinte secche. Quindi... Bene, grazie Giovanni, ti chiedo di restare qui con me, grazie. Perché quando l'età media degli appartenenti e dei volontari di Insieme per Ceneda si è un po' alzata, oltre a una certa limite, i ragazzi del gruppo animatori della cattedrale si sono offerti gentilmente di dare una mano, e una di loro, Alessandra Di Chicco, ci ha mandato qualche riga. Lei non vive più in città, però aveva piacere di essere qui presente tra noi con queste parole che vi leggo. Caro Mario, ci piace ricordarti così, sorridente e sempre con una buona parola per noi che eravamo come una grande squadra di nipoti ricchi di voglia di fare, ma bisognosi di una guida saggia ed esperta. Ci hai dato fiducia e ci hai aiutato dove da soli non saremmo potuti arrivare. Il tuo affetto e la tua disponibilità ci mancano e porteremo sempre nel cuore i ricchi anni di collaborazione in parrocchia, dove non hai mai fatto mancare il tuo appoggio e la tua grande esperienza. I nostri cammini si sono incontrati e per la prima volta ci siamo trovati a gestire il famoso baracchino durante le settimane della Sagra di San Tiziano. Ci hai fornito i mezzi per organizzare insieme quella che per anni è stata una bella esperienza per tutti noi animatori. La tua voglia di fare, l'entusiasmo e il continuo desiderio di creare aggregazione ci hanno fatto sentire sempre in mani sicure. Alessandra Di Chicco. Grazie Alessandra, grazie per queste parole. E vorrei anche aggiungere un altro aspetto, una caratteristica di Mario, specialmente nella sua fase di presidenza dell'associazione Insieme per Ceneda, era quella di collaborare con tante altre associazioni. Ho visto prima Silvia Bevilacqua, che è presidente dell'associazione Sintesi e Cultura, che è una delle associazioni con la quale sicuramente Mario ha più collaborato. Adesso io ho la luce negli occhi, quindi non la vedo, se sta arrivando. Ecco, sta arrivando. Dicevo, tutte queste collaborazioni sempre fruttuose e sempre paritetiche, diciamo, non dall'alto Mario e sotto le associazioni, ma sempre in massima collaborazione.
Silvia, un saluto anche dalla Sintesi e Cultura. Grazie, avevo chiesto a te di portare il nostro saluto. Noi siamo arrivati qui nel 2000, il 2 maggio del 2000, a gestire il Museo della Battaglia e subito abbiamo cercato collaborazioni e abbiamo trovato Mario, che ovviamente conoscevo già, e per lui siamo state le tose del museo anche dopo tanti anni, quando non eravamo Sempre più tose. Vabbè. Faceva delle battute sul numero di figli che nel frattempo questo gruppo femminile aveva avuto, perché alcune di noi 4, 3, 2, e ci diceva basta fioi, ma no, feghen ancora. E così ci ha dato una mano per tutte le serate che abbiamo fatto qui, per tutte le difficoltà organizzative che effettivamente non sapevamo affrontare, quindi il fuori di sera con cui abbiamo iniziato nel settembre del 2000, che è andato avanti un bel po', non era pensabile senza Insieme per Ceneda e senza Mario. Grazie. Grazie a te Silvia, grazie a Giovanni e andiamo avanti e accogliamo qui sotto la loggia un nuovo gruppo, il Sound Good Vocal Project, diretto da Sabrina Carraro. I primi canti che ci proporranno sono Bring Me a Little Water e Can't Help Falling in Love.
Allora, ci avviamo alla conclusione. La conclusione sarà fatta dall'ultimo canto di questi ragazzi, quindi i ringraziamenti vengono prima della conclusione cantata. Per i ringraziamenti d'obbligo, ovviamente, con piacere, chiamo qui di fianco a me il presidente di Cinema Insieme, Mauro Posocco, e il vicepresidente del Coro Col di Lana, quindi gli organizzatori, vicepresidente Marco Carraro, in rappresentanza del presidente Michele Paludetti, che magari ci vede dall'altra parte d'Italia. Presidente, dovevi esserci, comunque era impegnato altrove, venite qua con me, e mi sembra doveroso cominciare con un omaggio floreale alle direttrici dei cori, che quindi chiamo qui. Una è già qui, Sabrina Carraro del Col di Lana e Sounds Good Vocal Project, chiamo Simonetta Mandis, con la S questa volta, del coro Anna Bedeschi, e Laura Fabbro del coro Insieme Vocale Città di Conegliano. Vediamo se il protocollo viene svolto velocemente. Allora, le direttrici, ancora non le vedo, una ce n'è, intanto premiate Sabrina. Ah, eccole qua. Allora, ci sta. Per ospitalità cominciamo da quelli che vengono da fuori. Laura Fabbro, Insieme Vocale Città di Conegliano. Prego Marco. E Simonetta Mandis, coro Anna Bedeschi, e Sabrina Carraro, coro Col di Lana, dal corista. Poi mi risulta che ci sia anche un ricordo per i familiari, giusto Mauro? Allora magari Cristiana, se ci raggiungi di nuovo il presidente di Cinema Insieme, consegnerà un ricordo di questa serata. Non so se vuole venire anche Marco, se vuole. Eccoci qua, fiori anche per Cristiana. Facciamo vedere che c'è anche una telecamera. Io tengo i fiori. No, e vediamo cosa c'è dentro là. Dai, aiuta Mauro che non cada e facciamo un disastro. Ecco, un ricordo con il logo di questa serata. Un ciao Mario impresso nel vetro. Grazie a voi. Vediamo se riusciamo a rimetterlo via senza romperlo. Tieni in mano, allora tu fai il valletto Marco e porti i fiori, benissimo. E poi, Presidente, ci sarà anche un omaggio ai cori, giusto? Un omaggio ovviamente enoico e non solo, bene. Allora c'è un rappresentante per ogni coro che non sia la direttrice che ha già i fiori in mano. Allora, tu sei qui, quindi vai benissimo, ma quelli che sono più lontani, coro Col di Lana, penso che ci siano già volontari in abbondanza. Mi serve uno del coro Bedeschi che sta arrivando e del Città di Conegliano, Insieme Vocale. Il presidente in persona, benissimo. Eccoci qua, altra consegna. Io sono sempre in mezzo alla telecamera, ma insomma abbiate pazienza. Forza. Consegniamo al coro Bedeschi, grazie, e all'Insieme Vocale Città di Conegliano. E l'altro coro ovviamente dei ragazzi che sono qua. Se lo prende da solo. Col di Lana, certo. E i ragazzi non enoico, giustamente, sono giovani. Ah, va bene, per me grazie anche da parte mia. E niente, allora, i ragazzi devono rimanere qua, ovviamente, per cantare l'ultimo canto. Voi, con calma, potete accomodarvi. Io approfitto per ringraziare, ovviamente, tutti quanti voi che siete stati qui con noi in questa piazza, che ci ha graziato anche dal punto di vista meteorologico dopo le paure di questi ultimi giorni. Un grazie ovviamente ai telespettatori che ci hanno seguito dalla tenda TV, un grazie
ai cori che ci hanno allietato in questa serata e ai testimoni che ci hanno parlato di Mario, ce l'hanno fatto ricordare. Non ne avevamo bisogno, ma ci ha fatto molto piacere sentire queste belle parole che l'hanno fatto rivivere tra noi. Ovviamente un grazie alla Tenda TV, in regia a Federico Campallorto e Francesca Astori qui dietro la colonna. E basta, ci lasciamo con questo canto. Mario penso che sarà contento. Ciao Mario. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono quassù in città. Sento fischiare sopra i tetti l'aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te allora io quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno dei desideri e il pensiero all'incontrario va azzurro. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.